Scusi, ma per andare in carcere? E guarda, e va sempre dritto qua al 13 del Domo. Per qualcuno potrebbe essere il vecchio indirizzo prima del trasferimento della casa circondariale a Santa Bona, ma il Tredese del Domo è soprattutto uno dei tanti termini di una lingua che certamente pochi oramai conoscono, ma dalla storia affascinante. È il gergo trevisan, salvato, se così si può dire, dall'architetto Giorgio Fantini in questo libretto del 1971 e che ora Paolo Bresolin, in gergo bistecca, sta cercando di ampliare e migliorare, riscoprendo termini e parole dimenticate tra Calle dei Dall'Oro e via San Nicolò. Caima Fonfa è la via dei Dall'Oro che dal Cortiveto degli Sbirri a via Castelmenardo era un rione a parte e il gergo serviva per non farsi capire neanche da nera, da gheffa, da poesia insomma. Una lingua nella lingua che Cino Boccazzi, nella prefazione del libro, inquadra perfettamente nella Treviso pre-bombardamento del 7 aprile 1944, quando perse parte di quell'aura di città gioiosa e tamorosa che da sempre l'accompagnava. Ecco allora perché questo gergo diventa quasi un cordone ombelicale con quel tempo, meno ricco economicamente, ma sicuramente più generoso in umanità, che si percepisce ad ogni parola con termini decisamente nuovi alle giovani orecchie, accompagnati a molti altri che comunque la tradizione orale delle nostre case continua a tramandare. Ecco allora lo stare in campana per indicare di stare attento, o la fumera per indicare un battibecco pesante. Una lingua che a guardare, anzi a sentir bene, non è solo dentro le mura di Fragioconto, ma copre l'intera Marca trevigiana. Un esempio? La succitata fumera nella Castellana è detta anche Spolvarò, un linguaggio antico forse, ma che mai come oggi serve a tenerci uniti. E il gergo è una lingua e posso dire anche molto molto bella. Che serva per non farsi capire è un altro discorso, però io avrei piacere che qualche giovane tornasse a imparare qualcosa. Adesso, assieme a Ciccio Fantini che ha scritto il gergo trevigiano, faremo un nuovo libretto detto Cioccare il Vasco. Che vuol dire? Parlare bene la lingua del gergo. Il Vasco vuol dire parlare bene. Cioccare il Vasco. Cioccare il Vasco, sì. Allora ciocchiamo il Vasco. Sicuramente spero che tanti lo imparino.